Abbiamo voluto fare un regalo alla città creando un gioco dell'oca che fa parte della tradizione trevigiana. L'oca come il folpetto, ma anche il radicchio rosso e il tiramisù. Sono simboli della tradizione di Marca, ma sono anche le caselle di una singolare edizione di uno dei giochi più popolari in salsa trevigiana. L'idea è quella di abbinare al percorso a dadi anche un pacchetto di pasta, farne una confezione unica a partire dal gioco di parole del titolo per arrivare a gustare ma anche a giocare in famiglia. L'abbiamo calato sulla realtà di Treviso con tutta una serie di caratteristiche sia turistiche, culinarie, sportive, eccetera, eccetera, che possa servire e ai giovani per ricordare quali sono le loro origini, ma anche ai turisti, perché se voi ci date un occhio ci sono dei punti particolari e può essere un modo divertente per passare le feste di Natale nel nome di Treviso, ovviamente. Ma soprattutto della solidarietà, visto che il ricavato delle vendite andrà a sostenere la sezione trevigiana della Lega Italiana per la lotta ai tumori. Avremo una nuova sede che stiamo restaurando e quindi faremo ambulatori, faremo palestre, faremo la cucina salutare. Le confezioni saranno presenti nei locali tipici della città, pronti anche a consigliare l'abbinamento alla pasta, ma anche i segnalini dei concorrenti per un gioco dalle radici antiche, ma anche da bonus e pegni, come si legge, modernissimi. Come moderne sono state anche alcune interpretazioni, magari anche con un pizzico di ironia. Qual è stato il disegno, anzi la casella più difficile da pensare? Quella del put probabilmente. Perché bisognava essere simpatici e dire che il put si ferma quando c'è un po' di pioggia.